150 anni dalla nascita del drammaturgo agrigentino premio Nobel Luigi Pirandello, la città lo ha voluto ricordare in tanti modi, verrà anche il presidente Mattarella, poi c'è il Festival alla Strada degli Scrittori che ritorna ad Agrigento proprio per Pirandello e anche TVA con uno spazio culturale ha deciso di organizzare proprio un momento, uno spazio dedicato a Pirandello. Sì, TVA l'ha voluto fare, io sono stato contento, anche perché a me pare bello anche il mezzo di comunicazione televisivo che consenta di parlare di questo nostro grande scrittore, novelliere, drammaturgo, e voglio sottolineare che anche in questo piccolo spazio che abbiamo realizzato assieme a Giovanna Dominici abbiamo voluto inserire dei momenti del cinema per Pirandello e quindi è una cosa tutta particolare, ma che vuole rendere semplicemente, senza sfarzi o orpelli, l'omaggio a Pirandello. Ovviamente andrà in onda diverse volte qui a TVA, questo lo stabilirà poi la programmazione. Per il momento, intanto, abbiamo realizzato questo speciale. Abbiamo voluto dare spazio anche alle poesie di Pirandello, alcune forse tra le meno conosciute proprio perché il drammaturgo, per definizione Pirandello, è conosciuto soprattutto per le sue opere teatrali, quindi questo è stato uno spazio anche per dare lustro e dare conoscenza del poeta Pirandello.